Sindaco, oggi debutto in questa veste alla riunione operativa per la Dunata degli Alpini. La novità principale riguarda le scuole che vanno verso la chiusura il sabato. Sì, oggi abbiamo fatto una riunione molto partecipata, c'erano dalle 50 alle 70 persone, e abbiamo discusso del tema delicato delle scuole e per quanto riguarda la giornata di sabato la società Riva deve assicurare il trasporto delle persone e quindi non può garantire alcuna servizio alle scuole. Pertanto nel giorno del sabato abbiamo alla fine deciso di chiudere e avevamo anche valutato l'ipotesi di tenerle aperte nelle zone più esterne alla città ed eventualmente senza servizio degli autobus, ma alla fine c'era il rischio che il traffico privato, a questo punto sostitutivo di quello pubblico, avrebbe creato problemi e alla fine si è deciso la chiusura. E comunque era presente anche la rappresentante dell'istituzione scolastica, che ha ribadito la possibilità per il dirigente scolastico, qualora non riuscisse a rispettare il limite di 200 giorni di scuola, di organizzare dei recuperi. Sarà una grande festa per Udine che, soprattutto nella giornata di domenica, sostanzialmente raddoppierà la propria popolazione. Sì, sarà una grande festa, una grande opportunità per portare Udine al centro dell'attenzione nazionale, e poi c'è un legame speciale tra Udine e gli Alpini che verrà rinnovato, rinsaldato e proiettato nel futuro.